Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Circa 60.000 calabresi ogni anno decidono di lasciare la Calabria e di farsi curare altrove. C'è un costo elevatissimo per le casse regionali, oltre che un problema per i calabresi. Cosa provoca la fuga verso il nord? Sono i numeri di un comparto impoverito sicuramente dai tagli, e a spiegare quello che è un vero e proprio esodo verso gli ospedali del nord. Sentiamo. I calabresi e la sanità un rapporto conflittuale, quanto emerge dai numeri sulla migrazione sanitaria. In 60.000 ogni anno decidono di farsi curare fuori regione. Il costo dei viaggi della speranza per il sistema locale è di 214 milioni. Scavando tra i dati Istat, questi si riferiscono al 2015, si scopre che i posti letto disponibili in Calabria sono meno che altrove. Per essere esatti, circa 4 per 1000 abitanti nella provincia autonoma di Trento, in Emilia-Romagna e in Valle d'Aosta, quasi la metà, circa 2 per 1000, in Campania e Calabria. Infine la partita delle nuove assunzioni. Dopo il tira e molla tra il commissario Massimo Scura, il subcommissario Urbani, il governo regionale e nazionale, la cancellazione del decreto 50, una telenovela lunga mesi, alla fine si è trovata la sintesi. Le nuove assunzioni negli ospedali calabresi saranno 1175, le assunzioni immediate 795, nel dettaglio 106 all'azienda ospedaliera di Cosenza, 166 all'azienda ospedaliera di Catanzaro, 130 all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, 94 al Mater Domini, 76 all'azienda sanitaria di Cosenza, 49 all'ASP di Catanzaro, 32 all'ASP di Crotone, 74 all'ASP di Reggio Calabria, 68 all'azienda sanitaria di Vibo Valentia. I 795 profili già autorizzati riguardano 38 primari, 130 medici, 263 infermieri, 2 infermieri pediatrici, 351 operatori sociosanitari, 11 ostetriche. Basterà a rinsaldare le piante organiche e di conseguenza dare risposte celeri al cittadino?